Buonasera a tutti e benvenuti a 3, il format di Sarnia Gold dedicato ad arte, cultura e intrattenimento. Io sono Michele De Montis e con me c'è in regia Roberto Di Sì e oggi abbiamo il piacere di ospitare Roberto Cuparoni. Buonasera. Roberto, questa puntata è registrata il 17 di febbraio e in questa giornata ricorre l'anniversario del rogo di Giordano Bruno da parte dell'Inquisizione. Giordano Bruno è stato un martire della libertà di parola, della libertà di pensiero e ci piacerebbe ricordarlo oggi in apertura di questo incontro. Roberto, tu sei un nome noto della cultura cagliaritana, sei presidente dell'associazione Amici di Sardegna, una bellissima realtà che porta avanti tantissimi eventi, progetti di scoperta e riscoperta del territorio, di divulgazione. Sei un grandissimo conoscitore della Sardegna e in particolar modo della Sardegna meridionale. Sei stato docente di scuola superiore, hai scritto tantissimi documenti, ti hanno dato tantissimi contributi di varia natura. Oggi sei qui per parlare di un'area di straordinaria importanza della città di Cagliari, che peraltro si trova anche a pochissime centinaia di metri da questo studio, la necropoli di Tuvigeddu. Sì, grazie, buonasera a tutti. Certo, penso che parlare di Tuvigeddu non sia mai abbastanza, visto anche la poca considerazione, la poca rilevanza che il sito riveste per di più. Io ho sempre detto che la necropoli di Tuvigeddu va inserita nel vero centro storico di Cagliari, che è poi il quartiere di Santa Vendrace. Diciamo che è un po' il fiore all'occhiello. Ecco, da questo punto di vista, se la volessimo inquadrare storicamente, che cosa è la necropoli di Tuvigeddu? È un'area cimiteriale dove i corpi venivano sepolti inumati, quindi prevalentemente non combusti, non bruciati, anche se ci sono tombe di questo genere. Storicamente va dal VI secolo al III secolo l'era fenicia, l'era punica, scusami, perché in precedenza c'erano stati i fenici. L'area difatti viene chiamata fenicio-punica e anche romana, perché nel sito vi sono tracce di sepolcri romani e probabilmente anche di epoca fenicia, anche se probabilmente le tombe fenicie erano terragnee, insomma, quindi di superficie facilmente cancellabili ai noi. È una necropoli importantissima per tre motivi: per frequentazione d'uso, per monumentalità, per il fatto che diciamo al suo interno vi sono delle vere e proprie opere d'arte, come le due tombe che spesso vengono citate, la tomba dell'Ureo e la tomba del Cid, perché sono decorate, ci sono delle immagini, le pareti sono state decorate quindi in modo pittorico, in modo cromatico, e la civiltà appunto punica non era avvezza solitamente a decorare più di tanto le pareti dei sepolcri. Quindi è un elemento importante che fa sì che Tuvigeddu di fatto sia la necropoli punica più importante del Mediterraneo, anche la più estesa. Ecco, quali sono le sue dimensioni? Ma diciamo che noi oggi vediamo quello che possiamo vedere forse un decimo di tutta l'area archeologica, prevalentemente dedicata a necropoli, ma non dimentichiamo che nell'area esistevano anche edifici di culto, edifici civili. La stessa via Falzarico, dove c'è la scuola di Amici, proprio lì sotto. La via, che lo ricordiamo per chi non fosse di Cagliari, conduce all'ingresso di Tuvigeddu. Sì, l'ingresso che tra l'altro è un non ingresso, perché è una via molto stretta, non possono passare i pullman da 50 posti, è veramente, e poi non c'è nessun tipo di cartellonistica. Ecco, quali sono le attuali condizioni di questo straordinario sito? Per me continua ad essere un non luogo, perché entrando nell'area si ha un senso di sconforto, perché non c'è praticamente nulla che possa in qualche modo far immaginare, far vedere che cosa poteva rappresentare questa necropoli. Non ci sono delle ricostruzioni funerarie, non ci sono dei cartelli idonei, non ci sono delle descrizioni fotografiche. Insomma, è un parco veramente anonimo che viene utilizzato purtroppo prevalentemente per portare i cani a fare i bisogni, insomma, diciamo la verità. Invece meriterebbe ben altra sorte. Dal mio punto di vista potrebbe essere a pieno titolo un sito UNESCO.
Lo ricordiamo quali sono le condizioni perché affinché un sito possa essere riconosciuto dall'UNESCO? Allora, occorre prima di tutto una sensibilizzazione delle autorità e delle istituzioni, cosa che non c'è stata, o c'è stata in parte, ma si è fermata lì. Occorre fare una sorta di raccolta di firme, occorre buttare giù una sorta di stanza, un tentativo di stanza, documentando la specificità, quindi tutta una serie di elementi che vanno documentati. E poi una volta che c'è l'avallo degli enti preposti, quindi soprintendenza in primis, Comune di Cagliari, Regione e quant'altri, la richiesta può essere presentata all'Unione Europea, insomma, per il riconoscimento del sito, anche se è un iter molto lungo e farraginoso. Ecco, tanti cagliaritani e non hanno conosciuto il sito di Tuvigedu grazie alla tua instancabile opera di divulgazione tua e dell'Associazione Amici di Sardegna. Quando è che ti sei interessato per la prima volta a questa bellissima area? Alla fine degli anni 60. Alla fine degli anni 60 passavo di là perché c'era un mio parente che era appassionato di storia e di archeologia e mi portava a vedere un po' ciò che restava tra l'antica città di Cagliari. E Tuvigedo era una tappa forzata perché allora era un po' il Bronx di Cagliari. Ecco, sì, lo ricordiamo, Tuvigido è stato a lungo tempo un luogo di, lo è ancora in minima parte, ma un luogo di degrado. All'interno delle tombe si rifugiavano tossicodipendenti, prostitute, era assolutamente un luogo non frequentabile, lo sapevano bene gli scolari, gli studenti della scuola media Spano, fra cui c'era anche chi vi parla, che di solito quando attraversavano il Tuvigedo lo facevano alla massima velocità possibile, onde evitare di incorrere in brutti incontri. Sì, tra l'altro devo dirti che questo stato di degrado, anche se è ben camuffato, continua ad esserci, nel senso che abbiamo individuato proprio qualche mese fa, proprio sotto l'ingresso di Via Falzarego, dove c'è appunto la guardiania, diciamo, e c'è un sottopassaggio che è pieno di rifiuti di ogni genere. Abbiamo trovato dei senza tetto che continuano a vivere nelle tombe, sia dal lato della cementeria che dal lato di Vico II, Santa Vendrace, anche lì su, dove c'è l'ex villino Serra, per intenderci. Sì, perché tra le altre cose tu hai anche organizzato delle visite, diciamo, di ispettive, di ricognizione anche delle aree circostanti e hai individuato numerose tombe anche di particolare pregio di origine romana. Sì, la cosa che mi sconvolge è che Duvigedo non inizia e finisce nel recinto attuale. C'è tutta un'area completamente degradata, scavata soltanto dagli abusivi, che io sappia la soprintendenza non ci ha mai messo mano, e quell'area che va compresa tra via Santa Vendrace e via, quella via che sale sulla destra, l'ultima traversa che sale sulla destra di via Santa Vendrace, adesso mi sfugge il nome. Via Sabuttino? Sì, bravo, sì. È tutta un'area archeologica che non capisco per quale motivo è stata completamente ignorata. Dietro la tipografia Cella, per intenderci, sempre in via della Santa Vendrace, c'è tutta un'area cimiteriale con delle tombe ancora visibili, sezionate dalla roccia calcarea, e dove ci sono tantissime tombe romane che hanno utilizzato in buona parte i siti preesistenti, adattandoli un po' alle loro esigenze architettoniche e monumentali. Però mi piange il cuore perché si continua ad andare avanti facendo finta di non vedere. Ecco, secondo te da cosa nasce questa indifferenza delle varie amministrazioni che si sono succedute in questi decenni nei riguardi di una simile straordinaria area? Ma secondo me manca un po' il senso realistico, il senso pratico delle cose, manca un po' di sentimento, manca un po' di passione, manca un po' di amore, possiamo dire così, di cura per quest'area ingiustamente degradata. E purtroppo l'argomento è stato preso e abusato a fini politici, elettorali, campanilistici, clientelari. Ho mille motivi per declinare Tuvigedo negativamente, come è stato fatto fino ad oggi. Quindi purtroppo anche quando ci fu
la grande questione, la campagna contro l'impresa Coalbu, no? Sì, sì, lo ricordiamo per gli ascoltatori. Coalbu propose la creazione di un parco archeologico in cambio della concessione degli spazi, o meglio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione di un sorta di nuovo quartiere sulla Sì. sommità di Tuvigedo Tuvumannu. Sì, nuove iniziative comprese, in effetti io ho visto il piano, il progetto originario e francamente devo dire che un po' mi dispiace da un certo punto di vista che le cose siano andate come sono andate, perché col senno di poi potremmo dire che oggi Tuvigedu, se le cose non fossero state quelle che sono state decise, avrebbe sicuramente una sorte migliore. Ne sono fermamente convinto. Ecco, lo ricordiamo, questo piano prevedeva varie cose, fra cui anche un ingresso dalla parte di Via Ismaglias, dove vi sarebbe stato un piazzale in grado di accogliere gli autobus Gran Turismo, che non possono attualmente entrare in Via Falzare, che voi capite bene come un sito che non sia accessibile da parte degli autobus non è destinato sicuramente a diventare un sito di particolare rilevanza turistica. Sì, è vero, ma poi non dimentichiamoci che in quel periodo molte associazioni ambientaliste, quasi tutte, hanno preso questa vicenda di Tuvigido come cavallo di battaglia. Il messaggio che hanno mandato i cagliaritani e i sardi è stato questo: far credere che Coalbo volesse edificare nell'area archeologica. Questo non è vero. Non è vero, perché non una goccia di cemento sarebbe stata inserita all'interno dell'area archeologica. Semmai il problema vero, posizione sulla quale mi sono trovato in disaccordo con la coimpresa, era la realizzazione di quell'asse viario a 4 corsie che avrebbe dovuto tagliare dove passa il canyon attualmente. Il famoso canyon che divide Sì. Tuvumannu da Tuvigedu. Sì. Però far credere ai cagliaritani che Coalbo avrebbe edificato dentro la necropoli è veramente malafede. Sì, ci ricordiamo le grandi mobilitazioni in primis di Legambiente, che Certo. poi l'unica cosa che produssero è la fine del progetto, ma poi dopo niente è stato fatto. Sì, e difatti noi fummo l'unica associazione che andò controcorrente. Io allora avevo anche un incarico politico e per via della mia posizione venni, venni praticamente fatto fuori. Una domanda, accennavi al tuo impegno politico e ti chiedo, anche sulla base di tale impegno, che risposta ti dai alla domanda su perché si investa tanto magari nel mercato di San Benedetto con i fondi del PNRR, si facciano tanti sforzi per il fantasmagorico waterfront di Via Roma, poi magari vediamo che altra parte della città di particolare pregio, come non soltanto Tuvigedu ma anche l'anfiteatro romano, sono letteralmente dimenticati. Santa Igia. Santa Igia. Anche una semplice domanda, nel senso, è un turista che viene a Cagliari, ma secondo te verrebbe per vedere fare la spesa nel mercato di San Benedetto ecoresiliente o per visitare l'anfiteatro romano reso naturalmente visitabile? Beh, questa chiaramente è responsabilità dei nostri amministratori che sono carenti in fatto di visioni a medio e lungo termine, sono carenti di diciamo, impegni nei confronti della collettività, perché in effetti se ci pensi bene ci sono dei voti dietro a queste operazioni, no? Chiaramente, quindi è tutto strategicamente misurato e bilanciato per intercettare il maggior numero di consensi o far favori a chi poi dispone, no, dei voti in buona sostanza. Certamente. E l'area su cui insiste la necropoli di Tuvigedo è un'area di straordinaria ricchezza archeologica e storica. Tu alcuni anni fa hai coniato un'espressione piuttosto fortunata che poi è stata ripresa da altri. Hai definito quella zona l'autentico centro storico della città di Cagliari. Da cosa nasce questa affermazione? Da un semplice dato di fatto, cioè il primo insediamento urbano di Cagliari, se intendiamo per urbanizzazione un'area dove insistono degli edifici, strade, fogne, eccetera, eccetera, condotte per l'acqua, era ubicato nell'area appunto di Santa Gilla, Campo San Paolo, in quella zona lì, insomma, e Campo Scipione. E la città di Cagliari nasce lì, la prima colonia appunto
in epoca fenicia viene individuata in quell'area. È chiaro che con questo non voglio dire che Cagliari sia nata con i Fenici, mi guardo bene dal dirlo questo. Probabilmente, anzi sicuramente vi insistevano già delle popolazioni, quelle nuragiche, ancora prima la cultura di Monteclaro era presente a Cagliari, quindi parliamo di 2500 anni prima di Cristo. Quindi diciamo che loro hanno trovato già dei piccoli insediamenti, ma non erano diciamo, strutturati come noi oggi intendiamo un'area urbanizzata. Ecco. Non era coerente. Tra l'altro la laguna di Sant'Agila rappresentava uno dei confini naturali del vecchio borgo di Sant'Avendraccio, è stata letteralmente una culla di differenti urbanizzazioni, penso anche a Santa Igia, un altro sito da te spesso indagato, per il quale ti sei battuto a lungo. Sì, tra l'altro voglio ricordare ai cagliaritani che loro vivono in una città lagunare, difatti Cagliari è storicamente una città lagunare, perché il rapporto che la città ha avuto con la laguna è un rapporto determinante, un rapporto fondamentale, che poi si è dimenticato fra il XVIII, il XIX e il XX secolo, insomma, però diciamo che fino a quell'epoca Cagliari era fortemente legata all'economia, alla storia della laguna. Tantissime famiglie traevano reddito con la pesca e con le attività connesse. Anche questo mi meraviglia, cioè, non c'è per esempio un cartello, non c'è un'indicazione che possa richiamare l'attenzione del residente o del turista sulla presenza in loco della città giudiziaria di Santa Igia, che era lì, proprio lì. Voglio dire, quindi volendo, se quando si fanno i lavori non ci si limitasse a mettere soltanto dei pezzi di plexiglass, ma si cercasse di contestualizzare un po' la cosa con dei pannelli didascalici plurilingue soprattutto, perché è importante non limitarci solo al sardo o all'italiano, ma pensiamo anche giustamente all'inglese, no? Perché è la lingua più conosciuta e più parlata, e turisticamente è fondamentale dare indicazioni con queste lingue, insomma. Quindi non c'è nulla che ti possa far pensare che tu stai appoggiando i piedi su un territorio che era inserito in un'area nell'area della città giudicale di Santa Igia, purtroppo tristemente cancellata. Ricordo da bambino giocavo negli scavi archeologici che si trovavano accanto al mattatoio di Via Po, che poi furono ricoperti dal cavalcavia che adesso collega Via San Paolo alla 130. Sì, ma proprio quando fecero quei lavori del cavalcavia, per diversi mesi l'area venne indagata e vennero fuori, ho anche visto dalle fotografie, insomma, delle significative testimonianze di edifici di varia tipologia. Non capisco perché non si sia preservata almeno una piccola parte di quell'area, anziché ricoprirla di asfalto e cemento, insomma. Certo. Oppure parcheggi. Oppure parcheggi, oppure semplicemente niente. Allora c'è un cantiere che gli dà chissà quanto tempo in condizioni pietose. Roberto, noi siamo alla vigilia di una scadenza elettorale molto importante per il rinnovo del Consiglio regionale, quindi anche l'elezione del presidente della Sardegna, della regione sarda. E subito dopo inizierà la campagna per le elezioni comunali di Cagliari. Ecco, tu pensi che sarà possibile in quel frangente lì riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della tutela e valorizzazione di Tuvigedu e di tutta quell'area così ricca di archeologia e così ricca di storia? Ma il sentimento è negativo, però la speranza che si possa finalmente far breccia in questo muro di gomma esiste ed è presente. Non resta che augurarsi che i prossimi amministratori riescano a comprendere l'importanza che queste risorse rivestono, non soltanto da un punto di vista culturale e archeologico, ma anche da un punto di vista educativo, da un punto di vista ma anche dal punto di vista economico, culturale. l'indotto che possono generare. Certamente, perché tu pensa, se l'area di Tuvigedu e di Santa Vendacia fosse a regime, tu pensa a quanti posti di lavoro si potrebbero dare
in tutti i servizi collegati alla frequenza turistica o alla presenza di visitatori. Tu immaginati, abbiamo dei numeri veramente straordinari. Altro quello è il quartiere delle occasioni mancate e Santa Vendrace è noto per la sua straordinaria ricchezza archeologica che ne fa forse da questo punto di vista uno dei quartieri urbani più importanti d'Europa, tra i quartieri urbani più importanti d'Europa, una storia antichissima, ma è il quartiere delle occasioni mancate, pensiamo anche alla bellissima Villa Laura, che avrebbe dovuto essere in intenzioni originarie il punto d'accesso al parco di Tuvigedu, è semplicemente un rudere abitato da guardie giurate il cui scopo è evitare che venga occupato abusivamente. Che poi le guardie giurate mi pare non ci sono più neanche. Ci sono, sì, sì. Anche la tomba dei pesci. Nel progetto di riqualificazione di Santa Vendrace, la Torre dei Pesci avrebbe dovuto essere una piazza aperta su quel straordinario reperto dell'epoca romana, o la stessa Grotta della Vipera, che sì è bella, affascinante, però non restituisce niente in termini di divulgazione a chi va oltre il waterfront di Via Roma e decide di visitare Santa Vendrace. Sì, ma la stessa città, la stessa amministrazione comunale dovrebbe veramente investire di più su questi. Infatti io sono perfettamente d'accordo con ciò che sta facendo la Proloco di Cagliari, che sta sviluppando una serie di percorsi cittadini di conoscenza del territorio, proprio perché la gente ha veramente bisogno di conoscere. Tantissimi cagliaritani ignorano l'esistenza di Tuvigedu, e tantissimi cagliaritani ignorano tantissime cose, e questo è un problema perché si creano i presupposti di una aridità culturale, e le nuove generazioni, che sono veramente particolarmente attente a cogliere questi spunti, non hanno che dei segnali negativi se noi lasciamo le cose come stanno. Ecco, da questo punto di vista, diciamo in apertura di questo incontro, tu sei presidente di Amici di Sardegna, una bella realtà di promozione del territorio. Da questo punto di vista, quale può essere il ruolo delle associazioni rispetto anche magari alle inefficienze di un'amministrazione che è disattenta, poco attenta o indifferente? Ma il problema di fondo è questo, che gli amministratori spesso pensano che il terzo settore sia una cassa, tipo il Pozzo di San Patrizio, una cassa di richiesta continua di contributi, un pozzo senza fondo. In realtà, anche con il nuovo testo di legge normativo, il nuovo quadro della legge del terzo settore, il codice appunto, noi abbiamo acquisito una dignità che è sostanzialmente pari a quella degli enti pubblici, cioè abbiamo una credibilità che prima non avevamo. Per dirtene una, in teoria i comuni dovrebbero trattare gli enti iscritti al terzo settore, gli ETS, dovrebbero assegnare loro anche delle sedi, cioè se ci sono dei locali inutilizzati, Cagliari ne ha tantissimi, dovrebbero essere assegnati agli enti che ne fanno richiesta, regolarmente iscritti. Noi siamo anni che ci paghiamo gli affitti, siamo anni che chiediamo al comune un aiuto in tal senso e purtroppo non abbiamo risposte. Io insomma penso che il rapporto con gli enti pubblici, con gli enti locali vada cambiato perché noi non siamo una controparte per l'ente pubblico, devono capire questo, no? Noi siamo dalla stessa parte, siamo per il benessere della collettività. Quindi ogni qualvolta ci sia rapporto all'ente pubblico non ci devono vedere come appunto una controparte, ma una parte del tutto. E siamo una parte significativa perché vale la pena di ricordare che ogni qualvolta ci sono disgrazie, incidenti, calamità, guarda caso i volontari, il terzo settore diventa un esempio di vita. Finito la contingenza, cadiamo nel nulla. È veramente una vergogna tutto questo. Per non parlare del volontariato culturale che tanta ricchezza in termini di divulgazione offre alla comunità. Certo, ma poi pensa anche i servizi che offriamo alla comunità in termini educativi, anche per colmare quei vuoti che le istituzioni purtroppo lasciano, no? Sia in termini comportamentali che in termini formativi. E il fatto di operare nel quartiere di Ismirionis per noi è strategico, addirittura abbiamo proprio cambiato, ci siamo trasferiti da via San Lucifero, abbiamo lasciato lì solo la sede legale,
e ci siamo messi ad operare da più di 15 anni in quartiere di Smirionis. E quel quartiere di Smirionis, lo dico nuovamente per i non cagliaritani, è un quartiere popolare di recente edificazione nel dopoguerra, che ha vissuto per svariati decenni situazioni difficili di criminalità e di disagio sociale, che ancora in una certa misura li vive, dove Amici di Sardegna ha scelto di avere la propria sede Certo. operativa. Roberto, un'ultima domanda. Sono previste per le prossime settimane delle visite, degli incontri a Tuvigedu o anche in altre parti di Cagliari da parte degli Amici di Sardegna? Sì, allora, visto il buon successo ottenuto con la precedente edizione di Passeggiate Calaritane, abbiamo pensato di... In cosa consistevano queste passeggiate calaritane? Abbiamo individuato 6-7 percorsi, abbiamo raccolto le persone che avevano interesse a partecipare e c'erano, diciamo, dei percorsi conoscitivi legati alla conoscenza del territorio, flora, fauna, archeologia, storia, piccole, diciamo, aneddoti, insomma, curiosità, per far conoscere appunto la nostra bellissima città. Quindi, visto il buon successo, abbiamo pensato di riproporle per il periodo marzo, aprile, maggio. E sarà compreso anche il Tuvigedu in questo ciclo di visita? Certamente sì, non può mancare. Sarebbe stato strano il contrario, vero? Non può mancare, Santa Vendrace nel cuore. Quindi magari qui a Sardegna Gol ricorderemo, faremo un recap, come dicono i fighetti, no? Faremo un riassunto delle puntate precedenti, ricorderemo questo appuntamento molto molto importante. Grazie Roberto di esserci venuto a trovare questo pomeriggio. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie a Roberto Dessi in regia. Buonasera a tutti, ci vediamo col prossimo appuntamento con il podcast culturale di Sardegna Gol.